in tragedia la vacanza in moto in Liguria di una coppia di Oderzo. Nello schianto contro un'auto muoiono Daniele Fracon, medico di 74 anni, e la moglie Cinzia Iaradaraola, psicologa di 63. Lasciano 2 figli. Maxi tamponamento sulla Ponte Bana, Ponte della Priula, 5 i mezzi coinvolti, una decina le persone ferite, nessuno in gravi condizioni, traffico in tilt. Vandali in azione alla Sala Lorenzo Lotto a Quinto di Treviso, distrutte le vetrate prese a sassate probabilmente da una banda di ragazzi ingenti, i danni che ammontano a circa 10.000 euro. La nuova frontiera della criminalità è quella delle truffe, allarme anche nella Marca, dove si moltiplicano i casi, raggiri sempre più sofisticati. Pasquetta a Treviso all'insegna della cultura e dell'ecologia, con l'ultima giornata senza auto della stagione. Molti visitatori arrivati in città per vedere la mostra da Picasso a Van Gogh. Il bel tempo ha favorito le gite fuori porta ed i tradizionali picnic di Pasquetta, trekking, gite in bici e le immancabili grigliate in compagnia sui prati e sulle rive del Piave. Domani Treviso ricorda le vittime del bombardamento che distrusse la città il 7 aprile del 44. Nella prima edizione del nostro TG seguiremo in diretta i momenti salienti delle cerimonie fino ai rintocchi della campana dalla torre civica. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano l'avete sentito nei titoli, c'è stata questa tragedia della strada in Liguria con una coppia di Oderzo che ha perso la vita in moto in un incidente in provincia di La Spezia. Tra poco vi proporremo il nostro servizio, ma c'è anche un'ultima ora di cronaca che vede un altro incidente che si è verificato proprio poco fa nel Trevigiano. Siamo lungo la Ponte Bana in territorio comunale di Ponte della Priula. Si è verificato un grave tamponamento appunto nel pomeriggio di Pasquetta, 5 i veicoli coinvolti, almeno una decina le persone che sono rimaste ferite, tra cui 2 bambini, tutti erano su mezzi diversi. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno liberato un automobilista rimasto bloccato all'interno del mezzo. Traffico in tilt lungo la Ponte Bana in queste ore appunto di grande traffico per i rientri dalle gite di Pasquetta. La strada è stata chiusa in entrambe le corsie di marcia per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ed ancora a proposito di incidenti, torniamo a parlare del mortale che si è verificato sabato pomeriggio a Porte Grandi nel Veneziano, con lo scontro tra un bus della TVO ed un'auto. Incidente nel quale ha perso la vita Marco Ferretto, 60 anni, l'ex postino originario del Veneziano. Era molto conosciuto nell'isola di Sant'Erasmo, dove aveva lavorato come portalettere, e profondo cordoglio anche in provincia di Treviso, in particolare per la comunità di Miane, dove Ferretto aveva da anni una seconda casa che frequentava appunto soprattutto nel tempo libero in attesa della pensione. Sarebbe dovuto appunto andare in pensione tra poco. Ed ancora incidenti della strada, paura questa mattina intorno alle 9:40 lungo la A27 per un'auto in fiamme. La vettura stava viaggiando in direzione Vittorio Veneto quando le persone a bordo si sono rese conto del fumo che usciva dal mezzo. A quel punto hanno fermato l'auto nell'area di servizio di Cervada Est e sono scesi velocemente, sono riusciti quindi ad uscire dall'abitacolo prima che le fiamme avvolgessero l'auto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Vittorio Veneto insieme all'autobotte della sede centrale di Treviso, che hanno subito provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza del mezzo e dell'area circostante. Sul posto anche il personale della polizia stradale e gli addetti della società Autostrade per l'Italia.
Ed ancora cronaca, questa volta ci arriva da Quinto di Treviso. Vandali in azione alla sala Lorenzo Lotto, distrutte le vetrate, prese a sassate probabilmente da una banda di ragazzi protagonisti di altri atti vandalici in zona, ingenti i danni che ammontano a circa 10.000 euro. Questa volta hanno fatto dei seri danni, penso che a spanne saranno circa 10.000 euro di danni ed è l'ennesimo vandalismo qui su questa sala pubblica che è di proprietà di tutti. Hanno preso a sassate le vetrate antisfondamento della sala polifunzionale Lorenzo Lotto in piazza Indipendenza fino ad infrangerle. Amara sorpresa la mattina di Pasqua a Quinto di Treviso, dove i vandali hanno agito nottetempo nell'area sul retro dello stabile che si affaccia sulla Noalese. Hanno preso dei grossi sassi dall'aiola e li hanno scagliati con forza contro i vetri. L'impressione è quasi quella di una gara tra chi riuscisse a colpire con più forza, tanto da rompere il vetro. L'antisfondamento ha impedito che le vetrate andassero in 1000 pezzi, ma la forza è stata tale da devastarle. Non ho parole per commentare quanto fatto da queste bande di ragazzini poi che circolano di notte senza sapere cosa fare e si divertono a fare questo. Danni per tutta la comunità. Ed il danno è davvero ingente, 10.000 euro. Di questi tempi per i bilanci sempre più in difficoltà dei comuni non sono proprio briciole, anche perché è l'ennesima volta che la sala viene presa di mira da bande di ragazzini. Mesi fa, dopo aver forato il cappotto termico dell'edificio, i vandali hanno inserito dei petardi nei buchi cercando di appiccare un incendio. I bivacchi poi, con cumuli di rifiuti abbandonati a terra, sono all'ordine del giorno. È ora di dire basta, abbiamo qualche telecamera in zona, cercheremo di individuarli e certo che poi pagheranno un po' per tutto quello che è stato fatto in questo periodo qua, sicuramente. Questo è quello che mi sento di dire, oltre al fatto che nel breve periodo andremo all'armata e già andremo a mettere delle telecamere qui di sorveglianza per impedire e cercare di avere una sicurezza su chi fa queste cose e cerca di scongiurare ancora altri episodi del genere. Allarme e truffe anche nella Marca, si moltiplicano i casi con denunce ormai quotidiane, raggiri sempre più sofisticati che vedono gli anziani soprattutto come vittime prescelte, ma non solo. Dalla diffusione che abbiamo sul territorio possiamo dire che sicuramente è un modo per raggranellare soldi contanti facili che non sono tracciabili e che quindi possono andare a rimpinguare le casse di organizzazioni criminali. Sono il nuovo business della malavita, le truffe facili da architettare, difficili da intercettare, oramai quotidiani, casi denunciati alle forze dell'ordine, dal finto carabiniere che chiede soldi ai gioielli per aiutare il familiare coinvolto in un incidente al messaggio della banca, ultima in ordine di tempo la mail con segnalazione di multa per transito in ZTL in un comune dove però non si è mai stati. Sempre più sofisticati raggiri che spesso fanno leva sull'emotività della vittima di turno, solitamente anziani. Agire sulla prevenzione è dunque lo strumento migliore per contrastare il fenomeno. Le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia o altri enti non riscuotono a domicilio soldi o preziosi. In caso di chiamate sospette è sempre consigliabile chiamare il numero unico 112. Chiedere se effettivamente coloro che si sono rivolti per il pagamento in contanti o in preziosi sono coloro che dicono di essere, quindi carabinieri, polizia o altre forze dell'ordine, e in quel caso chiedere l'intervento per stroncare questo fenomeno che purtroppo sta colpendo non soltanto Costa d'Avorio ma l'intero territorio nazionale. Tragedia alla vigilia di Pasqua alla pizzeria Mistral di Castelfranco Veneto. Un cliente, mentre si trovava a cena, è stato colto da malore e si è accasciato a terra. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, ma quando sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM e di Carabinieri, per l'uomo, 62 anni di Castelfranco, purtroppo non c'era più nulla da fare. Ed è ancora ricoverato in gravi condizioni lo sci alpinista 36enne originario di Bassano del Grappa,
ma residente a Borso, travolto il giorno di Pasqua da una grossa valanga che si è staccata da Cimagrava in Alto Adige. Siamo in Val di Vizia. Immediati sono scattati i soccorsi di terra supportati da 2 elicotteri. L'uomo è stato in poco tempo localizzato nonostante il vasto fronte della valanga e la conformazione del terreno. Le condizioni del 36enne sono apparse subito gravi ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Ed ora la pagina dedicata alla Pasquetta. Pasquetta in città all'insegna della cultura e dell'ecologia, con l'ultima giornata senza auto della stagione del comune di Treviso. Molti i visitatori arrivati per vedere la mostra da Picasso a Van Gogh, code ed accessi contingentati a Santa Caterina. Siamo appena arrivati, facciamo un giro per il centro e siamo venuti per vedere la mostra. Provincia di Vicenza tiene. In giornata qui a Treviso una Pasquetta culturale. Per vedere il museo e vedere quello che c'è dentro, che è bellissimo. Culinaria anche. Sì, facciamo anche per mangiare bene. Facciamo anche cucina trevisana. È da un pezzo che volevamo venire a vedere la mostra, pensavamo che fosse insomma, una giornata bella da passare anche nei musei. Pasquetta a Treviso all'insegna della cultura e dell'arte, coda ed ingressi contingentati davanti a Santa Caterina per entrare alla mostra da Picasso a Van Gogh. Per i molti turisti che alla gita fuori porta hanno preferito la giornata al museo. Spero che le persone si appassionino alla cultura, perché effettivamente è quello che è un tesoro culturale, insomma, anche dell'anima, non solo dell'arte. Ecco. Noi seguiamo tutte le mostre degli impressionisti, già dalla prima che ha fatto Goldin qui, mi pare una ventina d'anni fa, saranno 20 anni. Abbiamo portato il primo bambino, ha fatto i primi passi alla mostra degli impressionisti qui a Treviso, per cui un po' ci siamo legati anche sentimentalmente. Una giornata al museo per comunque conoscere un po' la cultura e l'arte sicuramente, dove ci sono pittori importanti, pittori interessantissimi, e quindi è un'ottima giornata da passare con amici o comunque con parenti. Soddisfazione degli organizzatori per il Ponte Pasquale. Direi benissimo, abbiamo sempre una buona affluenza all'interno della mostra, le persone sono contente, sta riscuotendo un bel successo. Lunedì dell'Angelo all'insegna del sole, che ha favorito le passeggiate a piedi e in bici in una città libera dalle auto, visto che Pasquetta ha coinciso anche con l'ultima giornata ecologica della stagione. Lo stop alla circolazione delle macchine dentro le mura dalle 9 alle 18 ha presentato ai visitatori la città nella sua veste migliore, facendo innamorare di Treviso più di qualcuno. Napoli, per questa bella mostra, questa bella città. Che impressione avete avuto di Treviso? Meravigliosa, davvero molto bella, una perla, un gioiello, da visitare sicuramente e da ritornarci. Ed il bel tempo ha favorito le gite fuori porta ed i tradizionali picnic di Pasquetta. Dalle colline del Prosecco, con il tutto esaurito negli agriturismo, alla classica scampagnata con il trekking tra i fiori e gite in bici, la splendida giornata di sole ha favorito la tradizionale gita di Pasquetta, con l'immancabile grigliata in tanti sulle rive del Piave per un picnic in compagnia. Sempre, immancabilmente, ma non solo che Pasquetta. Anche altri giorni, stare in compagnia è sempre bello, con qualsiasi persona. Da Ponte di Piave a Saletto, tra gazebo e tavolini, si assapora il tepore del primo sole di stagione. Prima bronzatura dell'anno, ci sta. In famiglia o con gli amici al pranzo all'aperto non si rinuncia. Come sempre, come ogni anno, le facciamo sempre. Venuti qua a controllare i nostri figli che sono venuti là in fondo, ma li lasciamo lì e siamo qui tranquilli, abbiamo fatto la nostra grigliata. Bella gente. È una tradizione che portiamo avanti da anni, è sempre un piacere per godersi le belle giornate. L'auspicio è che tutto venga lasciato pulito, senza gli abbandoni di rifiuti che purtroppo si sono visti in passato. Noi personalmente ci stiamo sempre attenti, vogliamo sempre lasciare il posto meglio di come lo troviamo. Per fortuna quest'anno mi sembra che ci sia una buona organizzazione anche delle varie compagnie che vediamo, quindi speriamo che non succedano spiacevoli eventi.
Pasquetta all'insegna della festa comunitaria a Cavrié di San Biagio di Callalta per i 50 anni del coro Tremolini, oltre 400 le persone che hanno partecipato al pranzo. Quest'anno è il 50° anno del coro Tremolini, in questa occasione festeggiamo ancora di più il 50° che vogliamo festeggiarlo assieme a tutti e così portiamo avanti le tradizioni. Sono entusiasta perché mia moglie è di San Biagio e venire qua fa sempre piacere. Oggi è anche una giornata stupenda, quindi meraviglioso, tutto offerto dal coro Tremolini, che è una gran cosa. Perché è sempre un piacere venire qua a festeggiare queste cose. Loro sono un coro molto ospitale, quindi è sempre un piacere. Una giornata meravigliosa e ci troviamo qua una bella compagnia e ci stiamo divertendo. E sono molti i trevigiani che hanno scelto di trascorrere la Pasquetta fuori provincia, al mare o in montagna, approfittando della bella giornata. Una Pasquetta dal sapore estivo, con temperature al di sopra della media stagionale e un sole che ha portato molti trevigiani fuori città per una giornata all'aria aperta. Gli amanti del mare si sono riversati sul litorale, da Caorle a Jesolo, spiagge prese d'assalto. C'è chi ha scelto una passeggiata, chi si è disteso per la prima bronzatura della stagione e chi si è dedicato allo sport. Bel clima, bella temperatura, oggi si sta benissimo. Quindi. Inizia la stagione della bici qui. Sì, assolutamente. Abbiamo già iniziato, però adesso con queste giornate ci si diverte alla grande. È arrivata la stagione, come passerete questi giorni di Pasqua? In relax, in riva al mare. Tranquillamente, sì. Per quest'estate ancora non sappiamo nulla, però. Non c'ero mai stato. Ti piace? Sì. Dove siete? Dalla Svizzera, da Lugano. Io abito qua e ho deciso di passare Pasquetta qua, Pasqua e Pasquetta. Sono in famiglia e sì, ci piace passare così le vacanze. Dal mare alle montagne, dove la neve scesa la settimana scorsa ha permesso agli amanti dello sci di concedersi le ultime discese prima della chiusura degli impianti. Qui siamo a San Martino di Castrozza, dove i più temerari hanno partecipato allo splash party, snowboard ai piedi, in discesa, prima di tuffarsi in una piscina di neve sciolta, tra sport e divertimento. Un bel applauso allora! Grazie mille Alberto allora! Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra poco con altre notizie e aggiornamenti di cronaca. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Purtroppo abbiamo ancora notizie di cronaca a funestare questa giornata di Pasquetta. C'è un altro incidente mortale che ha visto protagonista un centauro. È accaduto nel pomeriggio nel Vicentino, a Rossano Veneto. A perdere la vita un motociclista di 67 anni di Castelfranco. La sua moto si è scontrata frontalmente contro una vettura sulla strada che porta da Cassola a Bassano. Il motociclista è stato sbalzato per decine di metri sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista. Ed ora vediamo il servizio sulla coppia di coniugi di Oderzo che ieri pomeriggio in Liguria, in provincia di La Spezia, hanno perso la vita nello schianto tra la loro moto ed una vettura. Doveva essere una vacanza in sella alla loro moto, come erano soliti fare. Daniele Fraccone, 74 anni, e Cinzia Iadarola, 63, erano partiti alla volta della Liguria. Il pomeriggio di Pasqua si trovavano a Sarzana, in provincia di La Spezia. Stavano transitando lungo il viadotto sul fiume Magra, quando si è verificata la tragedia. Le cause di quanto successo ancora al vaglio della polizia stradale. Da una prima ricostruzione, la moto della coppia si è scontrata contro un'auto. L'impatto è stato violentissimo. Per Fraccone e la moglie non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 e della Croce Rossa di Amelia, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei coniugi. Il conducente della vettura, a causa dello shock, è stato colto da malore e ora si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale. Nelle ultime ore la notizia della morte della coppia ha raggiunto Oderzo, dove Daniele Fraccone e Cinzia Iadarola vivevano e dove erano molto conosciuti. A ricordarli ora Pietro Dalla Libera, ex sindaco di Oderzo.
Li ricordo come due bravissime persone, squisite, sempre gentili, una coppia affiatata, salutavano sempre gentilmente quando li incontravi, insomma, veramente mi dispiace tanto quello che è successo. Persone bravi nel loro lavoro, insomma, ecco, erano persone stimate, insomma, nella città di Oderzo. Cinzia Iadarò, la psicologa, aveva lo studio in centro ad Oderzo. Daniele Fracon, ortopedico, aveva lavorato all'ospedale di Oderzo dal 1992, quando era nato il reparto di ortopedia, al 2017, quando era andato in pensione. Aveva continuato a collaborare prima con il pronto soccorso ortopedico di Treviso, poi con quello di San Donà di Piave. Negli anni, nel nosocomio Pitergino, lo ricorda l'attuale primario del reparto, Stefano Schiavetti. È un professionista molto empatico con i pazienti, era molto legato al territorio. Come lo ricorda umanamente? Io lo ricordo come una persona barra professionista, sempre molto schietto, nel senso una persona che parlava in modo sempre molto diretto, non aveva, era comunque molto diretto nelle sue diagnosi, nei suoi rapporti, era molto empatico, sapeva sempre mettere a proprio agio i pazienti ed era molto legato comunque al gruppo, all'equipe. Durante la guerra del Golfo aveva partecipato per un mese ad una missione della Croce Rossa in Medio Oriente. Era un grande appassionato di bricolage, con la moglie condivideva la passione per i viaggi, prima in camper, ora anche in moto. Lasciano 2 figli, una ragazza e un ragazzo, anche lui medico, alla CRO di Aviano. Ed un'altra tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio a Ceggia, nel Veneziano. Un'auto, una Dacia, è fuoriuscita di strada dopo essersi scontrata con un'altra vettura, a perdere la vita una donna che si trovava nell'auto con il marito. La statale 14 è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Nel comune di San Biagio di Callalta sono stati consegnati in questi giorni di festività oltre 50 pacchi alimentari alla Caritas locale. Sono destinati alle famiglie bisognose, alle persone più fragili della comunità. Quest'anno, proprio in occasione di questi giorni di festa e quindi delle festività pasquali, abbiamo voluto donare più di 50 pacchi contenenti generi alimentari, ovviamente a lunga conservazione, alla Caritas locale, in particolare ai gruppi di Olmi e di San Biagio, che seguono più di 35 famiglie. Un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà. Il comune di San Biagio di Callalta, insieme ad Euro Ristorazione, ha consegnato oltre 50 pacchi alimentari alla Caritas locale, rafforzando così la rete di sostegno alle persone più fragili della comunità. Una situazione, quella del territorio, che va nettamente peggiorando. Purtroppo la situazione, come un po' in generale, sta vedendo dei casi in aumento per quanto riguarda le persone fragili bisognose d'aiuto, sia per quanto riguarda i pasti a domicilio che per l'assistenza domiciliare, sia anche le famiglie che magari chiedono aiuto, anche se capiamo che non è sempre facile, alla Caritas locale. Quindi le porte dei servizi sociali sono sempre aperte e noi ovviamente ci appelliamo a tutte le famiglie di rivolgersi ogni qualvolta ne avessero necessità, perché sappiamo appunto che la difficoltà del momento e la situazione contingente anche a livello globale è molto complessa e purtroppo il carrello oggi è sempre più costoso. Un periodo questo legato ai valori della solidarietà e della vicinanza, condiviso con l'amministrazione, in particolare l'assessore Alessia Zanetti e i volontari della Caritas, che spesso sono il tramite verso quelle persone che magari sono in situazione di disagio ma si vergognano a chiedere aiuto. Noi ci appelliamo sempre al buon senso dei volontari, che ci tengo proprio a ringraziare per il tempo che mettono a disposizione, per la passione con cui si dedicano a questo tipo di attività di volontariato, perché i volontari stessi hanno anche la sensibilità per poter arrivare alle famiglie. Molte volte alcune che appunto si trovano improvvisamente in questa situazione fanno proprio fatica ad avvicinarsi a queste associazioni piuttosto che direttamente ai servizi sociali, però credo ci sia una buona catena di collaborazione, di sinergia, di fare squadra tutti insieme, quindi con un passaparola silenzioso, educato e a modo credo si riesca davvero ad aiutare le persone.
7 aprile del 1944, domani saranno 82 anni dal tragico bombardamento di Treviso. Oltre alla messa del mattino e ai rintocchi della campana civica in Piazza dei Signori, nel pomeriggio verrà benedetta una nuova lapide all'interno della chiesetta dei Bambini sullo Storga, e nella prima edizione del nostro TG faremo collegamenti in diretta per i momenti più toccanti della commemorazione del bombardamento che devastò la città. Questi sono i miei 2 fratelli morti quel giorno, 82 anni fa. Questa è Marcella e questo è Elia. Giovanni è solo uno dei tanti trevigiani che in questi giorni si recano nella chiesetta in riva allo Storga dopo aver saputo della nuova lapide per ricordare i bambini morti nel bombardamento di Treviso del 7 aprile del 1944. Una nuova stella che aggiunge altri nomi ai 123 raccolti dalla volontà di Massimo e Wanda Stringa, che in quel tragico venerdì santo persero i figli Maria Teresa e Luigino. 10 nomi, ma soprattutto le fotografie di alcune delle piccole vittime, frutto di anni di passione e di ricerca storica per non dimenticare. Siamo riusciti a far vedere i volti di alcuni dei bambini, perché non sono tutti, sono 65 fotografie, alcuni li abbiamo lasciati con la mamma perché sono morti insieme, e abbiamo ritrovato 10 nomi di bambini deceduti nei giorni dopo, nelle settimane dopo, che non risultavano negli elenchi delle vittime. Una ricerca certosina e corale per ricordare una delle pagine più buie della storia trevigiana. Per questo Heria vuole ricordare l'apporto fondamentale delle associazioni in collaborazione col Comune di Treviso. Del presidente delle vittime civili di guerra Dino Daniotti e dell'ufficiale dell'anagrafe Thomas Stigari, che ha fatto la ricerca sui bambini. Avevamo già qualche nome, ma ci sono state le riconferme e i ritrovamenti subito dopo. Io sono 31 anni quest'anno che cerco negli archivi, ho sentito 700 testimoni e ho scritto anche dei libri. È una cosa grande. Come è grande la riflessione guardando questi visi che la guerra non ha fatto diventare adulti. Sorrisi innocenti in bianco e nero, ma uguali a quelli che ancora oggi si spengono perché colpiti da missili o da droni, con la stessa folgore evocata dalle parole scelte da Donna di Lino Bortoluzzi e incise a monito e speranza nel marmo. Una stella che proprio il parroco benedirà il pomeriggio del 7 aprile di quest'anno e che fissa per sempre questi volti perché le generazioni future abbiano sempre ben presente quanto tragicamente crudele e inutile sia ogni guerra. Iniziativa del consigliere comunale Giuseppe Basso per dedicare all'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, scomparso il 24 aprile dello scorso anno, il tratto di passeggiata lungo le mura cittadine tra Porta Santi 40 e Varco San Bartolomeo. Mi è venuto in mente appunto il lungomura cittadine, il percorso pedonale che lui amava tantissimo perché lo percorreva, dico, quasi quotidianamente, e dopo annotava sul suo taccuino quello che non andava bene e dopo mi mandava i pizzini e io dovevo intervenire per sistemare quello che lui pretendeva, perché per lui le mura erano la quinta strada di Treviso, per cui le voleva sempre perfettamente in ordine, e da lì è nata l'idea. Lungomura Giancarlo Gentilini potrebbe essere il nuovo nome del tratto di passeggiata che va da Porta Santi 40 a Varco Manzoni, le mura di Treviso. Un angolo amato dai trevigiani, ma anche dall'ex sceriffo Giancarlo Gentilini, la cui memoria, a pochi giorni dal primo anniversario della morte, avvenuta lo scorso 24 aprile, Giuseppe Basso, capogruppo della lista Conte ed ex assessore, vuole onorare in modo degno. Ho mandato la proposta al sindaco, che l'ha condivisa ovviamente, e adesso è nelle mani del sindaco che deciderà come dar seguito a questa idea, che comunque credo nel giro di un po' di tempo venga realizzata, insomma, anche perché so che il sindaco, l'amministrazione ha intenzione di creare un percorso museale lungo le mura, quindi secondo me le due cose stanno benissimo assieme. Gentilini fu anche il primo sindaco a mettere mano alla ristrutturazione del bastione murario a fine anni 90, convinse addirittura Benetton e De Longhi ad investire nel loro recupero.
Un gesto che, sottolinea Basso, restituirebbe memoria e identità al luogo e forse anche presenza, quella che oggi manca. La cosa che manca di più, ma non solo a me, è la presenza dappertutto, la sua risata fragorosa e l'umanità che portava in giro in mezzo alla gente. Quello che la gente quotidianamente mi fa presente è proprio questo aspetto di umanità, di vicinanza, di saper stare vicino alle persone, quelle più semplici, anche quelle più umili. Il suo popolo, i miei cittadini, come se fossero di proprietà sua, i miei cittadini, la mia città, il mio popolo, esattamente così. Dopo il lavoro di riqualificazione il 9 aprile riapriranno a Treviso le scuole Stefanini, bisognerà invece attendere il 2027 per l'intervento di recupero dell'auditorium. È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per le nuove Stefanini, pronte il 9 aprile ad accogliere studenti, insegnanti e personale scolastico negli spazi completamente rinnovati. Bisognerà invece attendere il 2027 per la riqualificazione dell'auditorium, l'intervento che interessa lo spazio utilizzato non solo dalla scuola ma anche da associazioni esterne per eventi e conferenze. Infatti non rientrava nel progetto di recupero del plesso scolastico, ma opera opzionale in attesa di reperire le risorse necessarie. Le risorse in questo momento le stiamo reperendo con il GSE, con il contratto termico. Tra gli 800.000 e 1.400.000 euro la stima del costo dell'intervento di riqualificazione dell'auditorium. Da settembre andremo a riqualificare anche l'auditorium. Dobbiamo fare un adeguamento, una sistemazione, un adeguamento sismico e una riqualificazione intera. Durerà circa un anno e poi potremo dare anche il nuovo, ristrutturato, l'auditorium delle Stefanini. Torniamo ora a parlare del velodromo di Spresiano, un'opera per le gare di ciclismo su pista che dovrebbe portare benefici, turismo e finanziamenti al territorio. Il velodromo di Spresiano nel 2028 sarà realtà. Il cantiere di Lovadina è ripartito a pieno ritmo dopo quasi 8 anni di stop. Ora si procede spediti. Entro 10 giorni finirà la demolizione delle opere costruite in eccesso rispetto al nuovo disegno. Poi i 2 nuovi bandi per la progettazione e la gestione dell'impianto, che ospiterà gare di ciclismo su pista, sarà coperto e avrà circa 3.000 posti per gli spettatori. Un'opera che è indispensabile per il nostro movimento, è indispensabile per quello che sarà anche un grande mondiale nel 2031 che ci sarà in Trentino, dove però la sede per le gare su pista sarà appunto questo velodromo. Il sindaco ribadisce che è un'opera interamente pubblica e che l'impegno economico del comune, 4 milioni di euro, sarà ampiamente ripagato. L'area, che vale 1,5 milioni, una palestra con bollette pagate, 1 milione il valore, una strada di collegamento da 1.350.000 euro. Siamo già a 3.850.000 euro, abbiamo 3 weekend all'anno in uso esclusivo al comune a 10.000 euro al weekend per 50 anni, fate voi i conti di quanto viene fuori e già siamo ben oltre la cifra investita. E poi non ultimo abbiamo ricevuto da parte del Ministero del Turismo un finanziamento di 2 milioni di euro per la pista ciclabile di Via Vecellio e li abbiamo ricevuti proprio perché nella domanda abbiamo detto che qui c'è il velodromo in costruzione. La pista sarà lunga 250 metri, interamente in legno e rispetterà gli standard internazionali. Il secondo velodromo d'Italia al coperto, dopo quello di Montichiari, Brescia. Recentemente abbiamo visto delle piste molto veloci dove sono stabiliti dei record e speriamo che questa sarà la pista del futuro per i nuovi record. Alla casa di riposo Umberto I di Montebelluna i ragazzi del Montebelluna Basket hanno trascorso un pomeriggio con gli anziani residenti in un significativo scambio tra generazioni. Un attimo. Lo sport torna alla casa di riposo Umberto I, una quarantina gli atleti del Montebelluna Basket che hanno trascorso il pomeriggio con i residenti nell'ormai immancabile spazio del centro diurno Agorà. Tiri a canestro, giochi ma anche vicinanza e condivisione, un sodalizio tra la struttura per anziani e la società che si rinnova per il 3° anno consecutivo. Una giornata di sport qui all'Umberto I, di condivisione, soprattutto 2 generazioni a confronto, i giovani con i nostri ospiti dell'Umberto I. Una giornata di sport dove ho cercato di fare qualche canestro anch'io, tra virgolette. Un ringraziamento a Basket Montebelluna. Noi veniamo anche perché è un aspetto sociale nostro per portare dei ragazzi
che effettivamente devono capire l'importanza dei loro genitori e nonni una volta che saranno, diciamo, invecchiati e quindi hanno bisogno di assistenza e di, diciamo, conforto. Quindi è importante che capiscano questo e che vedano l'entusiasmo che ancora hanno gli anziani nonostante l'età sia avanzata. Sport come valore sociale e comunitario, sia il basket o le altre discipline che periodicamente oltrepassano la soglia dell'Umberto I. Il pomeriggio in compagnia dei cestisti del Montebelluna dà tra l'altro avvio a una serie di eventi in calendario per i residenti del centro servizi, in un incontro tra generazioni che fa bene tanto ai ragazzi quanto ai nonni e che dimostra ancora una volta la grande risposta che viene dal territorio montebellunese in tema di cura degli anziani. Un'organizzazione stupenda e siamo riusciti a far vivere ai nostri ospiti, ai nostri residenti, una meravigliosa giornata di sorrisi, competizione e sport. Un ringraziamento va ovviamente anche a tutto il nostro personale che lavora per assistere nel migliore modo i nostri anziani, e la collaborazione di oggi con il Montebelluna Basket e con l'amministrazione comunale è sicuramente un surplus per l'Umberto I e per tutto ciò che gira attorno alla struttura. Il noto cantautore bellunese Federico Stragà torna con un nuovo intenso capitolo musicale, Bella Bologna, il brano disponibile su tutte le piattaforme digitali che vede anche la straordinaria partecipazione di Gianni Morandi. Però bella Bologna. Stando a Bologna ho smesso di mangiare pane, stando a Bologna ho troppo tempo e troppa fame. Quasi 30 anni di carriera, dall'affermazione nel 97 all'Accademia di Sanremo, il debutto al Festival nel 98, al successo nel 2000 con L'Astronauta, la vittoria, un disco per l'estate e poi ancora tra i big di Sanremo nel 2003 con Volere Volare. Federico Stragà, bellunese doc, torna con un nuovo album che conferma la sua cifra, eleganza, sensibilità e attenzione alle emozioni. Tra i brani spicca Bella Bologna, impreziosita dalla partecipazione di Gianni Morandi in un incontro tra generazioni della musica italiana. Sto meditando seriamente di andare. Sì. Ma Stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene. Con Gianni Morandi ci conosciamo da tantissimi anni. Gli ho ricordato la prima volta che ci siamo incontrati in Nazionale Cantanti a fine anni 90 e poi siamo sempre rimasti un po' in contatto. Non ci vediamo spesso, però insomma devo dire che nei miei confronti si è sempre dimostrato un amico, in questa occasione in particolare perché era un po' di tempo che non ci si sentiva e gli ho chiesto vieni a fare questo cameo. E lui ha partecipato volentieri non solo in studio ma anche nel videoclip. Il racconto di Bologna, città d'adozione di Stragà, i riferimenti importanti alla tradizione musicale della città, da Lucio Dalla a Luca Carboni e a tutti gli altri artisti che hanno saputo raccoglierne l'anima più autentica. Ma il cuore del disco, che vede anche la partecipazione di Fabio Concato, è anche nei momenti più intimi. In È così, Stragà parla ad Alessandro, il fratello scomparso 9 anni fa. È una canzone che mi sta dando tuttora delle grandi soddisfazioni. Questa canzone unisce tanti temi, i fratelli, l'autismo, insomma com'era mio fratello in particolare, ma anche la mancanza di una persona che non c'è più. E questo fattore in modo particolare unisce un po' tutti, perché tutti, ahimè, abbiamo vissuto e viviamo questo tipo di esperienza. È così. È così, sì. Un lavoro che attraversa leggerezza e profondità e che conferma Federico Stragà come una delle voci più sensibili del panorama cantautorale italiano. Le aspettative sono sempre tante, ma cerchiamo di stare con i piedi per terra. Chiaramente la presenza di Morandi aiuta queste aspettative. Parlare di una città così importante come Bologna anche. Io sono soddisfatto del lavoro che ho fatto e questa è la cosa più importante per me. Stiamo a vedere poi se riusciamo in questo momento difficile anche per la musica a ritagliarci un piccolo spazio.
Ed in chiusura di questa edizione abbiamo purtroppo un altro aggiornamento di cronaca con una notizia che ci arriva dal Vicentino in questa giornata, in questo fine giornata di Pasquetta, che come abbiamo visto è stato contrassegnato dalle tragedie. Un giovane di 21 anni della provincia di Padova è morto annegato, la leggiamo insieme, dopo essere caduto accidentalmente nel torrente Astico ad Arsiero in provincia di Vicenza. Siamo in Contrada Pria, una zona molto frequentata dalle persone per il picnic di Pasquetta. Secondo una prima ricostruzione, a fine giornata il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio mentre si trovava su alcune rocce che si trovano lungo il corso d'acqua, che in quel punto è particolarmente tumultuoso e sarebbe stato risucchiato dalla corrente. Inutili i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i sommozzatori ed i sanitari del 118. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, arrivederci.